Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Caro voli prorogato al 28 febbraio, il bonus della regione per sconti ai siciliani che volano anche sotto le feste. Furto con spaccata nel negozio Gucci in via Libertà a Palermo, rubate borse e accessori di lusso, un colpo da 40.000 euro. A Gela l'inchiesta White Sheep, pecora bianca, svela un mercato della cocaina integrato nella vita di professionisti, famiglie e lavoratori comuni, una rete capillare con base logistica in un garage di periferia. A Paternò la rabbia dei cittadini del comune in provincia di Catania sciolto per infiltrazioni mafiose, in arrivo i commissari. L'elisoccorso in Sicilia da 12 anni in mano allo stesso operatore, l'autorità nazionale anticorruzione boccia le gare della regione e contesta la violazione del codice degli appalti. Terremoto giudiziario alla Liberty Lines, sequestri per 100 milioni di euro, 48 gli indagati, nominati dalla procura 3 amministratori giudiziari. Calcio alle 15 il Palermo in campo a Chiavari contro l'Entella, pochi dubbi di formazione per Inzaghi che sprona la sua squadra. E ancora calcio, dopo la sconfitta di Casarano il Catania è chiamato a rialzarsi contro il Latina, uomini contati in difesa per Toscano, si profila una chance per Allegretto. Impegni casalinghi oggi per Trapani e Siracusa, i Granata ospitano al provinciale il Foggia, mentre gli azzurri ricevono al De Simone l'Altamura. Caro voli, è stato prorogato fino al 28 febbraio il bonus della regione per sconti ai siciliani che voleranno da e per la Sicilia anche nei periodi delle feste. Orazio Longo. È stato firmato il decreto del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti con cui viene esteso il periodo di validità per il riconoscimento dei contributi cosiddetti del caro voli erogati ai siciliani per ridurre gli svantaggi derivanti dall'insularità. Per cercare di contrastare quella sorta di esilio forzato che si ripete ogni anno, i siciliani fino al 28 febbraio potranno contare sul bonus della regione che prevede uno sconto per l'acquisto dei biglietti aerei per i residenti che viaggiano da o per l'isola anche proprio in vista delle festività natalizie. In pochi giorni le piattaforme di prenotazione delle compagnie ITA e Aeroitalia saranno aggiornate con la nuova scadenza e sarà possibile acquistare il biglietto ottenendo lo sconto, spiega l'assessore regionale alle infrastrutture Aricò. Secondo i dati diffusi dall'assessorato alla fine di ottobre 2025, oltre 1.300.000 sono state le richieste di rimborso sulla piattaforma Sicilia Pay. Nel solo 2025 oltre 600.000 viaggiatori hanno beneficiato dell'iniziativa della regione. Il contributo prevede uno sconto del 25% del prezzo del biglietto per tutti i residenti in Sicilia, che arriva al 50% per le categorie prioritarie con almeno il 67% di invalidità, gli studenti e i residenti con ISEE inferiore a 15.000 euro. Ma nonostante il bonus, a preoccupare i sindacati e le associazioni di categoria è l'intollerabile rialzo del costo dei biglietti che può comunque rendere la misura meno incisiva di quanto voglia essere il numero di voli a disposizione. Per la CISL occorre una soluzione strutturale in attuazione della continuità territoriale. Colpo da Gucci, siamo alla cronaca, in via Libertà a Palermo, rubata merce per 40.000 euro. I ladri hanno sfondato la vetrina della boutique riuscendo a portare via borse e accessori per 40.000 euro. Marco Gullà. Torna in azione la banda della spaccata e stavolta poco prima dell'alba ha preso di mira le vetrine della Maison Gucci in via Libertà, pieno centro di Palermo. Saccheggiato il negozio, i ladri hanno rubato merce e borse per circa 40.000 euro. Per farlo, intorno alle 5:30, si sono scagliati con una macchina contro le vetrine andate in frantumi dopo un paio di tentativi. Il rumore non sarebbe passato inosservato, è scattato pure l'allarme, ma la banda, composta da almeno 3 persone, nel frattempo si è dileguata. Sul posto le volanti della polizia e gli investigatori della polizia scientifica. La zona antistante alla boutique è stata trincerata con il nastro bianco-rosso e gli investigatori hanno acquisito le immagini dell'impianto di videosorveglianza. Sul posto anche il personale della scientifica che ha analizzato la scena del crimine e sequestrato il paraurti della macchina rimasto sul marciapiedi davanti al negozio. L'ultimo furto tentato dai ladri da Gucci risale al 2023, il giorno dopo un assalto da Louis Vuitton, ma in quell'occasione i ladri riuscirono a mandare in frantumi la vetrina senza però accedere al negozio. Era andato invece a segno il colpo del 2018, quando i ladri usarono una lancia per buttare giù l'ingresso della boutique.
E veniamo adesso all'inchiesta White Sheep, pecora bianca, che ha svelato un mercato della cocaina integrato nella vita di professionisti, ma anche di famiglie e lavoratori comuni. Una rete con base logistica in un garage di periferia. Gerry Italia. Una città che vive accanto a un mondo parallelo, quasi invisibile, è quello che emerge dalle oltre 1000 pagine dell'indagine White Sheep coordinate dalla Procura e dai Carabinieri del reparto territoriale di Gela. Un sistema in cui la cocaina non è più un vizio nascosto, ma una presenza costante nelle case, nei luoghi di lavoro e persino dentro le relazioni personali. Al centro dell'inchiesta il 25enne Emanuele Curvà, che secondo gli inquirenti gestiva un servizio di spaccio ormai strutturato, telefoni dedicati, clienti fidelizzati e consegne rapide. La base operativa era un garage nella zona di Baracche, diventato il punto di incontro tra un'economia sotterranea fiorente e bisogni quotidiani sempre più diffusi. I consumatori sono giovani professionisti, lavoratori, donne in carriera, figure insospettabili accomunate da un disagio crescente e dalla ricerca di prestazioni sempre più elevate. Nelle chat intercettate compaiono parole in codice, baci, pecore, regalini, che mascherano richieste di droga e quantità, e i legami tra pusher e clienti diventano veri rapporti di fiducia. C'è chi affida il proprio bancomat allo spacciatore, chi chiede anticipi sullo stipendio, chi dilaziona i debiti come se fossero rate. L'intercettazione di una donna coinvolta, consumatrice abituale, ha aperto il varco in un sistema molto più ampio. Per pagare le dosi sarebbe arrivata persino a prostituirsi, un segno drammatico del livello di fragilità che attraversa la città. È sintomo di un disagio, chiaramente, che ripeto, non solo in termini di contrasto e di repressione siamo presenti come arma dei carabinieri e nelle nostre attività di indagine, ma anche come prevenzione. Il quadro che emerge è quello di un circuito chiuso, autoregolato, fatto di fiducia e silenzi, non un fenomeno relegato al degrado, ma una normalità distorta che attraversa la città e racconta il peso crescente della cocaina nella vita quotidiana. Risveglio gelido stamattina in Sicilia, è arrivata l'aria artica dal nord Europa, si sono abbassate le temperature, anche nell'isola assistiamo ad un anticipo d'inverno. Con le nostre telecamere live guardiamo la cima dell'Etna, che però è nascosta da una coltre di nubi. Vediamo qui invece la vista da Taormina, il cielo sereno, ma appunto l'aria frizzante con un brusco calo delle temperature. Attesi anche forte vento, precipitazioni sparse in tutta l'isola. Per oggi la Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta gialla per tutta la Sicilia. Andiamo adesso a Paternò. Dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del comune, il provvedimento è arrivato dopo la relazione della commissione disposta l'anno scorso dall'allora prefetto Librizzi. Sentiamo Adelaide Barbagallo. È una cosa che dispiace a chi è paternese, penso che dispiace. Non c'è niente più da fare in questo paese, si è rovinato, basta più. La notizia dello scioglimento per infiltrazioni mafiose del comune di Paternò viene vissuta dai cittadini con amarezza, frustrazione, rabbia. Lo scioglimento è stato disposto dopo la relazione commissione di accesso antimafia nominata dall'allora prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi, scattato in seguito all'operazione antimafia Atena dello scorso anno, che ha coinvolto il sindaco Nino Naso, l'ex assessore Turicomis e l'amministratore Pietro Cirino, indagati e oggi imputati per il reato di voto di scambio politico mafioso per le comunali del 2022, assieme agli esponenti della criminalità organizzata Vincenzo Morabito, presunto reggente, uomo legato ai Laudani di Catania, e al presunto affiliato Natale Benvenga. Ma io ovviamente mi vergogno per loro, non mi vergogno in quanto cittadino, però se io fossi nei loro panni mi vergognerei veramente tanto. Ma dico, perché non se ne andava prima sto cristiano che capisce abbandonare un paese intero? Nino Naso, che si è allontanato per alcuni giorni da Paternò, affida una nota il suo commento, parla di momento doloroso e di amarezza, sostiene di non aver avuto e non avere legami con la mafia o ambienti malavitosi. La gestione del comune, per la durata di 18 mesi, rinnovabili per altri 6, viene affidata adesso a una commissione straordinaria. Paternò è il quinto comune della provincia etnea ad essere sciolto per infiltrazioni mafiose negli ultimi 2 anni. Gli altri sono Castiglione di Sicilia, Palagonia, Randazzo, Tremestieri etneo. In Sicilia l'ANAC ha dichiarato illegittime le gare per l'elisoccorso. Da 12 anni il servizio è in mano ad un unico operatore, Emanuela Corsi.
E un'altra tegola sulla regione siciliana. L'autorità nazionale anticorruzione boccia l'amministrazione regionale per carenza di professionalità e competenze e contesta la violazione del codice degli appalti e consulenze illegittime. La questione riguarda l'affidamento dell'elisoccorso che da 12 anni in Sicilia è in mano ad un unico operatore. Il servizio del valore di 1,8 milioni di euro al mese era stato aggiudicato nel 2013 alla Iner Aviation, poi diventata Babcock e oggi Avincis Aviation Italia. Dal 2021, scaduto il contratto, la Regione ha continuato a prorogare l'affidamento anno dopo anno. Come scrive il quotidiano Repubblica Palermo, quest'anno la stazione appaltante, cioè il Dipartimento Pianificazione Strategica dell'Assessorato alla Salute retto da Salvatore Iacolino, ha avviato 2 bandi. Uno che riguarda Caltanissetta e Catania riceve un'offerta, l'altro per il servizio Palermo-Lampedusa e Messina-Pantelleria, suddiviso in 3 lotti di 109 milioni di euro per 30 mesi, invece non registra alcuna partecipazione. In attesa di un nuovo bando, la Regione avvia una gara ponte da 33 milioni di euro per la durata di 8 mesi, invitando a partecipare soltanto la Avincis Aviation Italia. Il 21 luglio scorso l'ANAC chiede alla Regione la documentazione degli ultimi 12 anni. Nello stesso giorno il responsabile unico del procedimento, Emanuele Di Paola, sospende le procedure aperte ma va avanti con la proroga per Avincis. Ora ANAC rileva gravi profili di illegittimità e suggerisce un'eventuale aggregazione della committenza con altre regioni attraverso l'adesione a convenzioni attive. La Regione ha 2 mesi di tempo per mettersi in regola. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo subito dopo con l'inchiesta e il sequestro che coinvolge la Liberty Lines e la compagnia di navigazione. L'assemblea dei soci di SAC, la società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, riunita ieri per il rinnovo delle cariche sociali, ha nominato Anna Quattrone, presidente del Consiglio di amministrazione, e ha confermato Nico Torrisi nella carica di amministratore delegato. Gli azionisti hanno poi nominato i nuovi membri del CDA, cioè Giuseppe Alfano, Francesca Garigliano e Salvatore Panebianco. Il nuovo CDA rimarrà in carica per 3 esercizi fino all'approvazione del bilancio 2027. E veniamo adesso all'inchiesta della Procura di Trapani sulla Liberty Lines. La compagnia di navigazione non avrebbe comunicato alla Regione avarie ai mezzi, incassando comunque i finanziamenti. Tra gli indagati anche parenti degli armatori Morace. Sentiamo Laura Spanò. Compariranno tra lunedì e martedì davanti al GIP di Trapani e Massimo Corleo le 9 persone per le quali la Procura ha chiesto l'applicazione delle misure cautelari nell'ambito della maxi inchiesta che vede coinvolta la compagnia di navigazione Liberty Lines che opera nei trasporti veloci sulle rotte che collegano la Sicilia alle isole minori. Sono manager, amministratori e ufficiali della Capitaneria di Porto indagati a vario titolo per i reati di corruzione, falso, frode nelle pubbliche forniture, rivelazione di segreti d'ufficio, attentato alla sicurezza della navigazione. Gli indagati sono 48, comprese 2 società di navigazione. Oltre alla Liberty Lines anche la SNS, società realizzata dagli armatori Morace e Franza per acquisire dalla Regione la dismessa compagnia Siremar. Il nome di Franza però non compare tra gli indagati. Compariranno dinanzi al GIP lunedì Alessandro Forino, Anna Alba, Giancarlo Licari, Ferdinando Morace e il sottufficiale della Capitaneria di Porto Elio Maniglia. Martedì sarà la volta di Marco Dalla Vecchia, Gennaro Cotella, Gianluca Morace e Nunzio Formica, tutti della Liberty Lines. L'indagine della finanza, coordinata dalla Procura, è scattata nel 2019 ed è arrivata sul tavolo del GIP nel dicembre 2024. Un faldone di 4.000 pagine. L'invito a comparire invece è dello scorso 14 novembre. Ancora una volta, dietro i collegamenti veloci navali tra la Sicilia e le isole minori, emerge così uno scenario fatto di gravissime complicità. Obiettivo: lucrare il più possibile sui fondi pubblici messi a disposizione dallo Stato e dalla Regione. Dalla Procura di Trapani fanno sapere che l'inchiesta e l'esecuzione dei sequestri non ferma l'attività di navigazione, indispensabile per garantire i collegamenti tra le isole minori e i porti della Sicilia. È stato per questo nominato un collegio di amministratori giudiziari composto da 2 dottori commercialisti e un avvocato. Cateno De Luca a Catania ha presentato il suo nuovo progetto politico. Sentiamo Emanuela Corsi. Il governo di liberazione ha una finalità molto semplice: liberare la Sicilia dal pizzo legalizzato.
Un governo di liberazione per affrancare la Sicilia dal malaffare e dalle lobby che la tengono in ostaggio. È il progetto politico guidato dal leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, che pensa ad un'alternativa per l'isola travolta da inchieste e scandali. Un tour attraverso le province siciliane che fa tappa anche a Catania. Le riforme diventano indispensabili, la Sicilia non si cambia con gli slogan e di conseguenza dobbiamo anche evitare che i prossimi inquilini dei palazzi principali possano essere contaminati da certe tentazioni. Il governo di liberazione ha questo obiettivo: mettere uomini e donne di buona volontà che individuano quelli che sono i percorsi di riforma, e noi ovviamente li porteremo all'interno del Parlamento siciliano. Intanto De Luca nei giorni scorsi aveva chiesto al presidente dell'ARS di calendarizzare la mozione di sfiducia al presidente Schifani prima dell'avvio del percorso sulla legge di stabilità. Sud Chiama Nord, pronto a votare contro il governatore, parla però di mera propaganda, sapendo che l'opposizione non ha i numeri per fare cadere il governo. Ho proposto, ha detto De Luca, la strada più seria e più coraggiosa, di metterci tutti, evitando di fare gli indignati a 15.000 euro lordi al mese. Ci fermiamo, torniamo subito dopo con la pagina sportiva, perché il Palermo gioca oggi pomeriggio, mentre il Catania, dopo la sconfitta di Casarano, è chiamato a rialzarsi. A tra poco. Siamo al calcio, alle 15 il Palermo in campo a Chiavari contro l'Entella, pochi dubbi di formazione per Inzaghi che sprona la sua squadra. Sentiamo il servizio di Marco Gullà. Ripartire è il diktat del Palermo per la partita di oggi pomeriggio a Chiavari contro l'Entella. Rosanero in crisi di risultati e forse anche di identità. Occorre una sgommata, ne è consapevole il tecnico Pippo Inzaghi. Ogni partita sia importante, adesso fare tante chiacchiere, oggi essere qui a dire chissà che cosa, io penso che dobbiamo tornare a fare quello che siamo capaci di fare, che abbiamo fatto vedere per tante partite, per cui mi auguro che la squadra dia una grande risposta sul campo, anche perché ci saranno tantissimi tifosi e dobbiamo ripartire. Definitivamente recuperati Joronen e Bani, che saranno titolari, out Gomez, Giasi e Ranocchia, chance dal primo minuto per Blen assieme a Palumba e Segre in mezzo al campo. La partita le sappiamo il campo, ma a me mi interessa poco, stimo l'Entella per quello che fa, per l'allenatore che ha, giovane ma molto bravo, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi. Come ho sempre detto, le partite dipendono molto da noi, dal nostro atteggiamento, dalla nostra voglia, e adesso noi non possiamo più perdere tempo. In avanti Ledo Aroni, vantaggio su Brunori, poi Ampalo vuole tornare al gol dopo 5 gare di digiuno. Nell'Entella Franzoni e Fumagalli alle spalle di De Benedetti. Fischio d'inizio alle 15. E dopo la sconfitta di Casarano, il Catania è chiamato a rialzarsi contro il Latina. Uomini contati in difesa per Toscano, si profila una chance per Allegretto in mattinata seduta di rifinitura. Sentiamo Tonino De Mano. Riprende la rincorsa del Catania e la vittoria contro il Latina sarà fondamentale per smaltire l'amarezza di Casarano, costata il primo posto ed anche il secondo, a vantaggio rispettivamente di Salernitana e Benevento, autorevoli avversari per la promozione diretta. Tra poche ore Mimo Toscano in conferenza stampa scioglierà ogni dubbio, ma l'emergenza in difesa lo assilla da giorni. Il tecnico si ritrova a corto di uomini nel reparto arretrato che, già privo di Gherardi, che deve scontare altre 2 giornate di squalifica, deve fare i conti anche con l'infortunio di Pieraccini, fermato per una lesione al flessore della coscia destra. Niente ricorso per Gherardi, che tra l'altro dovrà operarsi d'ernia. A questo aggiungiamo anche la squalifica di Quaini, che in passato è stato impiegato in difesa e poteva essere anche una soluzione. Ecco quindi che l'allenatore rosso-azzurro ha ben poco da immaginare e dovrebbe dare fiducia ad Allegretto, sinora utilizzato con il contagocce, solo 3 presenze da subentrante per appena 32 minuti di gioco, che è l'unico difensore di ruolo rimasto a disposizione, mancino, da adattare a destra nella linea 3 con Di Gennaro e Celli. Le alternative sono l'impiego da braccetto di Casasola con Lunetta sulla corsia destra o l'abbassamento di Corbari, già destinato a rimpiazzare Quaini mediana con Gimenez a centrocampo. E da valutare c'è anche la condizione di Donnarumma, che potrebbe cambiare qualcosa nelle scelte. La rifinitura di oggi scioglierà ogni dubbio. Catania Latina, che si giocherà domani alle 14:30, avrà un tifoso d'eccezione sugli spalti, Ros Pelligra, in città da giorni per definire le tempistiche di Torre del Grifo. Impegni casalinghi oggi per Trapani e Siracusa. I Granata ospitano al provinciale il Foggia, mentre gli azzurri ricevono al De Simone l'Altamura. Sentiamo Sergio Colosi.
Doppio incrocio sull'asse Sicilia-Puglia, si giocano Trapani Foggia e Siracusa-Altamura. I temi sono la zona playoff e la bassa classifica. Il Trapani del nuovo corso, con Luigi Volume, direttore dell'area tecnica, deve riscattare il KO di Potenza e tornare tra le prime 10. Giochiamo in casa perché giochiamo con una squadra buona, ma che chiaramente ha manifestato difficoltà, è testimone alla classifica appunto che è una squadra in grande difficoltà, e quindi dobbiamo essere bravi e cinici nel portare a casa i 3 punti, e poi da domenica sera cominceremo a pensare alla sfida di Monopoli, anch'essa in casa. Pronti per fine squalifica Benedetti e Di Noia, ma soltanto il secondo partirà dall'inizio. Non convocati Nicoli e Stramaccioni, problemi fisici anche per Kirwan. Foggia in caduta libera, abbandonata al suo destino prima da Delio Rossi e poi dai tifosi. La rescissione con l'attaccante Capanni ha fatto da prologo all'impegno del Siracusa al De Simone contro l'Altamura, squadre divise da 3 punti, e operazione a gancio nelle intenzioni degli azzurri, che con 3 successi in 4 giornate hanno lasciato l'ultimo posto, navigano nella zona play-out e sognano la salvezza in attesa di rinforzi. Siracusa in forma, Turati ha riconquistato la tifoseria, disponibili lituani Gudelevicius e Sciapola, parigini per Valente, confermato Ba sulla 3/4. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro un buon sabato, a tutti una buona giornata.